posti. Non ho idea, c'erano queste due squadre e quindi loro non so bene il motivo. Per motivi economici, diciamo, insomma. Magari è questo. Perché la Spezia pagava tutto e qua c'era un po' di rinuncia. Però la mia idea non è mai stata in bilico, è sempre stato secondo me tutto un gioco sui giornali, ma la mia idea è, lo sanno tutti, è sempre stata una, Padova. Bravo. Vabbè, sei di Gonza tu, no? Quindi Padovano lo sanno. All'inizio il direttore avevi parlato di una trattativa lunga e difficile, magari verso la fine del mercato. Quando è che avete deciso di accelerare? Per presentarlo con Del Piero? O... diciamo che il Presidente ci teneva molto a l'operazione che abbiamo concluso appunto nelle ultime 24 ore, in occasione quantomeno della presentazione della partita. Quindi abbiamo veramente dato un'accelerata. Devo dire che anch'io mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Christian sia nei confronti dell'Udinese che della Juventus, perché alla fine hanno fatto sì che prevalesse la volontà del calciatore, e questo è stato un piccolo sacrificio, un pochino più, però certe volte è meglio forse fare un piccolo sacrificio qualche mese prima per poi trovarsi ampiamente ricompensati poi alla fine della stagione, perché sono sicuro che Christian sia venuto qui con le massime motivazioni e di conseguenza ci aspettiamo tutti un rendimento assolutamente all'altezza. E a un certo punto, quando ho visto che la situazione non si sbloccava, insomma, abbiamo incrementato i rapporti e i contatti con le due società fino a poi a riuscire a sbloccare la situazione. E quindi questo anche in virtù, insomma, dei buoni rapporti che ci sono sia con l'Udinese che con la Juventus. È un prestito? Sì, anche perché federalmente non potrebbe che essere così, in quanto il giocatore è in compartecipazione con le due squadre, quindi tecnicamente l'unica maniera per prenderlo è un prestito. Sì. E anche lui è un prestito? Anche Fabiano è un prestito dal Parma, e Fabiano è cosciente che a Padova ha una opportunità, perché un pochino come è successo anche per Pasquato in queste ultime stagioni, ha giocato, ma non ha giocato tantissimo, non ha giocato quanto il suo talento. Io me lo ricordo quando giocava a Napoli. Ce lo ricordiamo anche prima. Fortissimo, lo diciamo ragazzi. Quindi quanto il suo talento meriterebbe, di conseguenza per lui Padova è un'opportunità grossa di potersi rilanciare, e sono sicuro che lo farà in grande stile. Ci tengo, poi lascio la parola a lui, per precisare, questo per chiarire e sgomberare il campo subito da ogni equivoco, che in realtà Fabiano, di cui si parla da un po' di tempo, non ha mai fatto resistenze al discorso di Padova, semplicemente un discorso di infortuni che purtroppo l'hanno colpito, infortuni, bisogna parlare singolare, in occasione del terzo giorno di ritiro con il Parma, prima di promettersi sposo al Padova, ha voluto rimettersi in una condizione accettabile. Certo. Oggi è solamente accettabile in quanto non è al top, gli occorrerà, poi ve lo dirà lui, ancora 7-10 giorni per essere a posto, però dice è inutile che venga 3 settimane prima quando devo stare a curarmi. Quindi è stato a curarsi a Parma, come era giusto che fosse, e poi quando appunto la situazione fisica è migliorata abbiamo concluso. Ma c'è un motivo particolare perché tu abbia scelto Padova, Fabiano? Sia perché, vabbè, tanto saluto tutti, sia perché mi ha fatto molte pressioni il ragazzino qua di fianco, che ci siamo sentiti, eravamo già grandi amici e diciamo c'è stato subito feeling col progetto, mi sono trovato subito bene con
quando mi sono incontrato col direttore, con le parole che mi sono state dette. Io ho bisogno di fare una buona annata perché voglio tornare a dei livelli alti, è una cosa che voglio fare, che non sono riuscito a fare per vari problemi fisici, e quindi sono venuto qua, mi voglio impegnare al massimo e voglio raggiungere anche dei determinati Padova è una cose. piazza molto difficile, lo dico subito. Dopo che sono stato a Napoli, guarda, non ho diciamo problemi con le piazze difficili, anzi mi stimolano molto. Ieri sono stato molto felice a vedere il comportamento dei tifosi, è una cosa che mi carica e che carica molto la squadra in campo, quindi di sicuro ci daranno una grossa mano anche loro. Sicuramente. Scusate, anche è giusto fare un cenno pure sul mister che ha avuto anche Mister sicuramente, sì. a Brescia. Il mister è una persona che ho conosciuto a Brescia e mi fido ciecamente di questa persona. È un mister fantastico, è una persona fantastica. E quindi appena l'ho sentito, diciamo che di scelta c'è stata veramente poco o nulla. Diciamo hanno giocato più magari nei giornali, si è detto viene, non viene, ma io la mia scelta l'avevo già fatta, stavo solamente aspettando di stare bene fisicamente per venire qua e per poter fare grandi cose. Bene. Però il tuo procuratore, parlando, ci ha sempre detto che Fabiano Santa Croce non scende in Serie B. Fino a pochi giorni fa ha sempre dichiarato questo. No, io era una cosa, avevo già deciso di venire a Padova già dopo la chiacchierata che ho fatto. Più di 3 settimane. La chiacchierata che ho fatto col direttore, col presidente. Riferisco a quello che Sì, ma è un chiaramente i procuratori chiaramente fanno il loro gioco. Io come decisione l'avevo già presa, già per me già ero a posto, stavo solamente pensando a curarmi, a rimettermi, diciamo, abile. Ho visto un gran sorriso quando sei arrivato a Berceo, cioè di qualcuno che ha voglia di entrare in questa realtà e di lasciare il segno, no? Perché come hai detto tu ti serve rilanciarti non per motivi tecnici ma per motivi legati al fatto che hai avuto tanti infortuni. Quello che si chiede alla gente, in generale quello che vorrei chiederti io, è come stai fisicamente, cioè che tipo di problemi hai avuto e cioè se possiamo pensare che tu possa essere rapidamente in grado di poter essere già a disposizione non soltanto diciamo con un ingresso graduale, ma proprio per essere a disposizione completamente. Io i problemi che ho avuto sono stati problemi, diciamo, legati alle ginocchia e molto probabilmente anche alla troppa voglia di fare. Sono uno che non riesce a stare fermo, a me piace giocare a calcio, gioco a calcio perché veramente mi piace, quindi non riesco a stare fermo e magari forzo troppo anche i recuperi, perciò ho sempre avuto magari delle ricadute, però crescendo pian piano ho capito, inizio a capire anch'io come funziona un po' il mio fisico e nulla, ora ho avuto questa ultima lesioncina dovuta sempre a un fatto dell'anno scorso. Sono venuto qua, mi stanno curando benissimo, sto lavorando tantissimo e spero di essere pronto al più presto. Ora i giorni si parlava di circa una settimana ancora per stare al top, quindi poi vediamo. Stare al top, noi la preparazione l'abbiamo fatta così, quindi stare al top vuol dire guarire. Era quello il senso della domanda. Vuol dire guarire, quindi, perché sennò poi dopo ci sono le aspettative. Se fra 7-10 giorni è clinicamente guarito, quindi è disponibile, poi dopo è chiaro che gli va dato anche il tempo e non troppa pressione addosso perché giustamente. Ma invece la condizione di Cristian, non hai fatto il ritiro con il Sì, sono andato su 15 giorni dopo la squadra, è vero ci allenavamo in un campo a parte ma abbiamo sempre avuto a disposizione allenatore, preparatore atletico, quindi ho lavorato, è vero che magari è un lavoro diverso rispetto a quello che puoi fare con la squadra dei titolari o comunque della rosa principale, però devo dire che sono stati 10-12 giorni comunque importanti.
anche per me arrivo in un contesto nuovo, c'è un attimo da capire il modo di lavorare del mister, dei preparatori, ma credo che siano cose che non ci saranno problemi, ecco, ad adattarsi subito ai loro metodi. Sei a disposizione per la partita con l'Entella? Sì, se il mister mi chiama io rispondo. Come ti sei sentito ieri sera ad indossare, appena arrivato a Padova, di nuovo questa maglia che hai indossato un sacco di anni fa nelle giovanili, ed entrare subito in quello stadio lì, che insomma è quello della tua città, davanti a tutta questa gente? È stato, guarda, ancora i brividi, veramente, anche perché ho sempre giocato da avversario in questo stadio e quindi ho sempre, tra virgolette, ricevuto tanti insulti dagli amici, perché poi tra una cosa e l'altra, una partita ho fatto gol, un'altra partita ho preso un rigore, quindi è sempre andata anche bene. È un effetto particolare, poi davanti a tutta quella gente è ancora più bello. Il boato che c'è stato al mio nome è qualcosa di meraviglioso. Sento di avere grosse responsabilità, ma credo di avere l'età giusta e anche di essere maturato in questi 2 anni negativi per poter affrontare questa sfida. A entrambi volevo domandare questo, l'avete un po' accennato tutti e due, però la scelta è stata importante anche il ruolo di Marco Lin, tu lo conosci direttamente, so che col mister ti sei anche sentito, vi ha fatto sentire assunti importanti, no? Per cui penso che un giocatore nel momento in cui sente di avere l'allenatore che lo vuole fortemente, forse certi dubbi gli passano immediatamente, se mai ce ne fossero stati. Sicuramente dà una grossa mano, diciamo, sentire l'importanza da parte dell'allenatore, però sappiamo anche che comunque sia va tutto guadagnato sul campo, quindi a noi ci ha fatto moltissimo piacere. A me soprattutto la mia scelta è anche per il tipo di persona che è il mister, perché conosco che tipo di persona sia e quindi c'è stato poco da decidere.